Salvatore Satta, l'impegno civile di una vita, l'Humanitas dell'opera letteraria. E questo è il titolo del convegno nazionale di studi sul giurista nuorese, autore del Giorno del Giudizio, ospitato stamattina nell'auditorium della Biblioteca Satta. Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Nuoro nel 40° anniversario della scomparsa dell'insigne giurista, ritenuto forse il più grande del Novecento, che però ha raggiunto quella fama imperitura proprio grazie alla sua vena letteraria, che lo ha portato nel ripercorrere la sua vita e nel descrivere la Nuoro della sua infanzia a creare un capolavoro della letteratura mondiale. Dopo i saluti del sindaco Andrea Sud e del vice sindaco Sebastian Cocco, nel vivo dei lavori è entrato il professor Ugo Collu, grande conoscitore dell'opera sattiana, che ha ripercorso la vita di Salvatore Satta e in particolare la sua produzione letteraria. Dall'opera alla veranda, primo tentativo di dedicarsi alla scrittura, fino alla genesi del Giorno del Giudizio. Un percorso tormentato quello di Satta scrittore, che dopo alcune delusioni ha avuto un riconoscimento postumo con il Giorno del Giudizio. I lavori sono stati coordinati dal giornalista Ottavio Lita. Nel corso della mattina sono susseguiti gli interventi di insigni studiosi che hanno analizzato le diverse sfaccettature dell'opera sattiana e della personalità dell'autore del Giorno del Giudizio. Gli interventi sono stati intervallati dalle letture di brani tratti dal capolavoro sattiano, proposti dagli attori della compagnia teatrale I Segni delle Radici, che ieri nell'auditorium della Biblioteca Satta ha rappresentato un'opera dedicata a Salvatore Satta, scritta e diretta da Gavino Poddighe.